Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sta per avere il via questa 19ª giornata di corse del 2026. Si comincia, come spesso accade, con i gentleman, quest'oggi in salchi a cavalli anziani di categoria E, a distanza dei 1660 metri. Hanno accettato l'ingaggio solo in 5. E l'autostart ha già iniziato a raccogliere i concorrenti. Andiamo a leggere il campo dei partenti. All'1 il Ciapostecca Massimiliano Michelotto, 2 Frida Spritz Otello Zorzetto, 3 Florida Lake Stefano Lago, 4 Favilla AMG Cristiano Pepponi, 5 Elettra Griff Davide Zanardi. Daniele Zanardi, macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Spinge la macchina Elettra Griff e si porta subito a condurre nei confronti di Frida Spritz, poi il Ciapostecca, quindi Florida Lake e Favilla AMG. Sulla prima curva è in vantaggio Elettra Griff nei confronti di Frida Spritz e il Ciapostecca, poi ancora Florida Lake e quindi alla retroguardia Favilla AMG. Sposta il Ciapostecca dopo 200 metri in 14,5 e si pone a lato di Frida Spritz, anticipando la risalita di Favilla AMG. 30 spaccato per i primi 400 metri di corsa, con Elettra al comando e il Ciapo di fuori, in corda Frida, in pariglia Favilla e rimane in coda Florida Lake. Curva di sinistra affrontata senza variazioni sul tema, frazione in 15,8 di rifiato, guida sempre Elettra Griff, il Ciapostecca accompagna all'esterno, precedendo Favilla AMG, poi Frida Spritz in corda e Florida Lake in coda. 1 minuto e 6 decimi per i primi 800 metri di gara da parte di Elettra Griff e del Ciapostecca, che viaggiano apparigliati, e anche sulla curva di destra non cambia nulla, con Elettra e del Ciapo sempre uno accanto all'altro, Frida con a destra Favilla e Florida in coda. Chilometro in 1,15,6. Elettra Griff continua in vantaggio, il Ciapostecca prova a mettere un po' di pressione ora, quindi sempre i primi due seguiti da Frida Spritz e da Favilla MG, la retta di là in 14,7, Elettra Griff che prova a scappare, il Ciapostecca che non demorde all'esterno, Frida Spritz a contatto, poi Favilla MG e Florida Lake all'ingresso della dirittura d'arriva, match all'ok corral tra Elettra Griff e il Ciapostecca che insiste, Elettra si difende, il Ciapo continua ad attaccare, via i tappi e il Ciapostecca che ora cambia marcia, e il Ciapostecca che vince nei confronti di Elettra Griff. Al terzo finisce bene Florida Lake. 1,59,2, 28,9 la chiusa, 1,14 la retta d'arrivo, il percorso esterno di El Ciapostecca, Massimiliano Michelotto per il training di Giuseppe Lombardo Junior e di Celentano. I colori del signor Emiliano Stecca, vince il 6 anni da Love You e Pancottina Bar in percorso completamente scoperto. Gira di fuori e batte una comunque valida Elettra Griff, al terzo sprinta bene Florida Lake.